Questa è la mostra temporanea che abbiamo in questo momento, che è dedicata a Richard Meier. È una retrospettiva dei 50 anni di carriera di Meier e dei suoi collaboratori. È articolata in 2 sale. Nelle varie sale noi abbiamo sia i modelli che i disegni originali e le foto. Ci sono tutti i progetti più importanti di Meier e ospitiamo anche una collezione di oggetti disegnati da lui, che è un aspetto di Richard Meier che pochi conoscono e che in Europa non era mai stata mostrata prima. Dal progetto della Smith House nel Connecticut fino alle opere più recenti e conosciute dal pubblico italiano, come la Chiesa del Giubileo e il controverso Museo dell'Arapacis a Roma. Per gli appassionati di architettura fino al 28 luglio l'appuntamento da non perdere è senza dubbio alla Fondazione Bisazza di Montecchio Maggiore nel Vicentino, che ospita un'ampia e inedita retrospettiva dedicata a Richard Meier. Per l'occasione il maestro ha anche lasciato in eredità alla Fondazione un'installazione per la collezione permanente che raccoglie pregiati pezzi d'arte contemporanea realizzati in mosaico. Questa è l'opera che Richard Meier ci ha lasciato per la nostra collezione permanente in fondazione. Si intitola Internal Time ed è un giardino geometrico fatto da colonne interamente ricoperte di mosaico 10x10 mm bianco. Ogni colonna ha una diversa inclinazione e questo permette al visitatore, quando vi cammina attraverso, di avere una prospettiva diversa ad ogni passo. Quindi il visitatore cammina in questo bosco, raggiunge la colonna appoggiata a terra, vi si siede e osserva l'installazione da un'altra prospettiva ancora e può osservare anche il dialogo tra questo giardino geometrico e il giardino che c'è all'esterno. Una mostra di altissimo livello, questa dedicata all'archistar americana, che impreziosisce ulteriormente la già vasta offerta culturale dell'estate berica nell'ambito del grande contenitore regionale Rete Eventi.